appena finito di cenare quando tramite la sala operativa ho ricevuto la chiamata del sovrintendente Marini, Livio, che era il capo pattuglia della Volante, insieme all'assistente Gigi Federico, il quale mi riferiva di essere intervenuto nel vicolo di Montepio in quanto diciamo, era arrivata una segnalazione di suicidio e che la persona che probabilmente si era buttata dalla finestra del palazzo del Monte dei Paschi era il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi, David Rossi, che peraltro conoscevo molto superficialmente, quindi comunque ho capito di chi si trattasse. Lo stesso sovrintendente nel corso della telefonata mi riferiva anche che era presente sul posto il colonnello Aglieco, comandante provinciale dei Carabinieri, dicendomi proprio espressamente: comunque qui è presente il colonnello Aglieco che ha già preso in mano la situazione. Al termine della telefonata io ho detto al sovrintendente Marini, in quanto appunto ero il loro dirigente all'epoca, di tenermi comunque informata dell'evolversi della situazione. Sono passati circa 10 minuti e ho ricevuto una seconda telefonata dal sovrintendente Marini, durante la quale mi informava che poiché il Rossi probabilmente si era buttato dalla finestra del proprio ufficio, il colonnello Aglieco aveva suggerito alla Volante di recarsi all'esterno dell'ufficio in modo che nessuno potesse entrare. E quindi durante la telefonata il sovrintendente Marini proprio mi dice: dottoressa, perché non viene, visto che è vicino a casa sua? Io abito a circa 350 metri dal vicolo di Montepio, e così ho fatto. Praticamente avevo appena finito di risistemare la casa dalla cena e ho avvisato mio marito e le mie figlie che sarei dovuta uscire per lavoro, e così come ero in tuta mi sono infilata un giacchetto e sono arrivata sul vicolo. Sul vicolo ho visto ovviamente il corpo a terra di David Rossi con la camicia aperta, sbottonata. Magari ci riesce a dare, per quello che ricorda, delle precisazioni sugli orari di queste? Allora, gli orari più o meno, in maniera molto sommaria, perché purtroppo sono passati molti anni. Io credo che la prima telefonata di averla ricevuta intorno alle 21, 21:05, 21:10, insomma in questa fascia oraria. La seconda, conseguentemente, 10 minuti dopo, sarò arrivata sul posto 21:30, più o meno, credo intorno alle 21:30. Lei nel frattempo ha avvertito il questore era stato avvertito per non ancora, in realtà non ancora, perché sono arrivata sul vicolo, appunto ho visto il corpo di David Rossi, i sanitari che mi sembra stessero già rimettendo a posto la strumentazione, defibrillatore e quant'altro. Aveva qualche gommino degli elettrodi ancora attaccato sul petto, mi sembra. E poi ho visto subito il colonnello Aglieco, il colonnello Mortillaro e quello che per me era all'epoca il maresciallo Cardiello, perché così lo conoscevo in quanto era il comandante della stazione di San Francesco, vicino a dove abito, insomma. E mi sono diretta verso il colonnello Aglieco, ovviamente il più alto in grado, stretta di mano, dico: buonasera. Dico: guardi, mi sono affacciata perché la mia volante mi ha chiamato e visto che abito vicino ho pensato di venire. Il colonnello Aglieco mi ha risposto: sì dottoressa, o forse mi dava del tu, non lo ricordo. Dice: guarda, ho già sentito il questore, anche il questore Benedetti. Dico: bene. Poi da lì io mi sono spostata, mi sono messa in disparte. Ho fatto 2 parole con il maresciallo Cardiello, che a quel punto mi ha avvicinato: ciao dottoressa, buonasera, guarda, ho già chiamato il PM di turno, dottor Marini. E io dico: bene,
e mi sono messa da una parte. Tra l'altro mi sembra che ci fosse anche un equipaggio della radiomobile o comunque di una pattuglia dei carabinieri, e dopo sono arrivate altre persone, la carabiniera che conosco, Maria Moroso, con cui poi mi sono intrattenuta a parlare, che era della stazione di San Francesco sempre, che conoscevo personalmente, il tenente Cetola, e non ricordo se c'era anche il capitano Manichino, probabilmente sì, perché a un certo punto c'erano 4-5 Qui eravate ufficiali ancora nel vicolo. C'erano ancora 4-5 ufficiali dell'Arma, una pattuglia dei carabinieri, poi vabbè, hanno iniziato ad arrivare un po' di persone che si sono fermate in Via dei Rossi, eccetera. Io volevo chiedere se è possibile passare in modalità segreta. Passiamo in modalità segreta. Sì, grazie intanto ancora Presidente, grazie dottoressa Baiocchi. Io le chiedevo, per quanto riguarda, visto che lei appunto si occupa anche di volanti, il protocollo di quella che è l'avviso della volante per intervenire sul posto, essendo questo appunto il quadrante che coinvolgeva la polizia, è un protocollo che prevede l'attivazione della chiamata attraverso il 118 in virtù di quello che è successo, oppure invece è stata una chiamata che è arrivata direttamente al 112, come diceva lei, poi passata alla Polizia di Stato? Perché a noi risulta negli atti che al momento sono state la telefonata che viene fatta da Mingrone, se non erro, è fatta direttamente al 118. Guardi, io questo Volevo solo capire se c'è un protocollo nel passaggio delle domande in virtù di quello che è l'intervento da fare su un posto in un caso come questo di una persona. Sì, non so se Mingrone, che ha chiamato il 118, ha poi anche fatto il 112. Lo deduco dalla relazione dell'SCT, del sistema della sala operativa, perché nel sistema l'operatore ha scritto chiamata passata dai CC, telefonava tale Mingrone, eccetera, eccetera, riferiva mi pare che anche lì ci fosse scritto suicidio, si tratta di tale David Rossi, eccetera, eccetera. Quindi non so se è stata fatta la doppia chiamata, è probabile, o forse no, se c'è scritto che ha chiamato Mingrone la sala operativa dei Carabinieri, altrimenti a volte si attivano le sale operative anche dagli operatori del 118 che ci chiamano. Ecco, lei appunto ci ha detto prima che non è sua consuetudine essere nei sopralluoghi sul posto, perché comunque lei fa più che altro un lavoro di back office, diciamo così, o comunque all'interno. Però mi sembra di capire che ha citato anche altre situazioni dove sono avvenuti dei suicidi e dove si è intervenuta. Vista anche la sua presenza per anni a Siena, che questo è un fatto prettamente, come dire, non collegato direttamente a questo evento, ma il contesto che lei ha registrato, cioè la fotografia che lei trova quando arriva sul posto, sia quello nel vicolo e sia quello, diciamo, quando lei sale al terzo piano, è un contesto che, come dire, è potenzialmente collegato a quello che le è stato detto subito, cioè si tratta di un suicidio? Il contesto ambientale che lei si è trovata di fronte, se lei lo dovesse fotografare e immaginare quel contesto lì, è un contesto? È una domanda difficile a cui non so rispondere. Diciamo che quando mi è stato riferito appunto che l'intervento era per suicidio, sono arrivata sul vicolo e ho trovato gli ufficiali dell'Arma, ho visto il corpo,
Diciamo che il mio intervento sul posto è stato anche abbastanza distratto, perché non ho pensato che dovevamo procedere, quindi non sono stata molto attenta ai dettagli, alle cose. Ho visto il corpo, ho visto che c'erano i sanitari, ho parlato con gli ufficiali dell'Arma, ma non ho pensato, ecco, che ci potesse essere qualche altra cosa, e neanche quando sono salita in ufficio, devo dire la verità. Sinceramente non saprei dire, ecco. In questi giorni lei sa che nel fascicolo della procura sono state consegnate 60 foto, no? E in questi giorni è stato reso pubblico anche attraverso gli organi di stampa che invece le foto erano superiori rispetto al numero che sono state poi allegate ai vari fascicoli. Si parla appunto di 121 foto e 3 video. Lei si è dato una spiegazione del perché queste foto non sono state allegate, consegnate ai fascicoli? Se le posta la domanda, Tony Peter, sapendo che, come ci ha già detto anche prima, non è stata una figura che poi ha continuato a seguire il caso per quanto riguarda la sua azione di polizia giudiziaria. Ecco. No, infatti io l'ho appreso che c'erano probabilmente ulteriori foto e video dopo l'audizione della collega della polizia scientifica, ma non sapevo né il numero di foto che erano state trasmesse in procura precedentemente, né il perché. Non conosco il motivo, non lo sapevo, perché poi appunto non me ne sono più occupata, quindi non ho seguito le fasi successive. Certo, adesso non sta a noi a fare alcun tipo di supposizione, però è normale che in altre situazioni siano scattati un numero maggiore di foto di quelle che poi sono state allegate in un fascicolo? Io ritengo di sì, perché l'operatore fa più scatti, perché poi ci può stare la foto che esce sfocata, la foto che magari riprende male, o ce n'è una migliore o è praticamente uguale all'altra, quindi penso che sia normale che uno possa fare una cernita del materiale che ha a disposizione, sì. Che immagino, ovviamente, perché ritiene che siano sufficienti, posso pensare anche lì a inquadrare e a fotografare. Ma sì, è assolutamente normale, ci sta anche nell'attività ordinaria. Io appunto mi occupo anche di comunicazione, quindi quando a volte i colleghi della scientifica scattano delle foto in occasioni di cerimonie, eccetera, anch'io lì faccio una scelta, magari fanno 200 scatti e per me sono utili 10. Ora non voglio dequalificare il lavoro, per carità, l'ho detto per dire, perché comunque si fa una scelta delle foto. Se ce n'è una che è venuta sfocata, perché inviarla alla procura? Penso, poi non so quello che è stato fatto e le valutazioni che sono state fatte. Non si riscontrano anomalie se c'è una diversità, non tutte le fotografie sono state consegnate. Secondo me non è un elemento anomalo. Ma ecco, no. Grazie. Prego. Onorevole Ermellino, se deve chiacchierare può anche uscire, perché sennò si disturbano gli altri. Onorevole Migliorino. Grazie Presidente, grazie ancora Questore Baiocchi, giusto? Alessia Baiocchi. Quando lei arriva nel vicolo, questo l'ha detto in pubblico, quindi cercherò di stare molto attento, di non andare in quello che abbiamo parlato di riservata, quindi dovrebbero essere intorno alle 21:30 e in quel momento il sovrintendente Marini già non c'era più, giusto? No, sì, confermo. Però lei ha detto che ha visto, mi corregga se sbaglio, che sul corpo di Davide Rossi c'erano ancora gli elettrodi? Qualcuno, sì, o li stavano finendo di togliere. Mi sembra che i sanitari del 118 stessero rimettendo... Erano ancora intorno al corpo del dottor Davide Rossi, i sanitari del 118? Ma no, erano lì vicino. L'autoambulanza era
già arrivata in via dei Rossi o stava ancora su banchi di sopra, cioè prima dell'arco? Questo non lo ricordo bene. Non ricordo se poi si è avvicinata dopo, non me lo ricordo questo. Cioè, è soprattutto per capire, perché viene girato un video, no, dal sovrintendente Marini e viene dato un certo orario, e quindi si voleva capire un attimo se poi il telefonino con cui viene girato questo video avesse avuto l'orario giusto oppure se fosse stato sfasato, perché negli atti addirittura si parla in alcuni momenti che è stato girato alle 20:40, in altri momenti creato alle 22:04, quindi siccome l'ultima immagine riprende proprio il corpo del dottor Rossi che sta, diciamo, a terra con già, diciamo, le operazioni fatte, i sanitari stanno chiudendo una borsa e già anche la fascia, ecco, sul braccio sinistro, ecco, sapere se lei si ricordava, cioè ci aveva ancora qualche elettrodo, diciamo, Ma sì, ma 1 o 2, non è che mi sembra sul petto perché aveva la camicia aperta e quindi ok, ed è arrivata intorno alle 9:30. Perché stavano rimettendo e gli stavano togliendo. E le stavano togliendo, Sì, stavano giusto? rimettendo a posto la strumentazione, mi sembra. Ora, il sovrintendente Marini lascia una relazione dicendo che nella banca, mentre lui era davanti alla porta, passa un signore, un certo Giovanni Fanti, mi pare. Lei ha letto questa relazione? Le è stato detto che una persona stava scendendo? La notazione l'ho letto, sì. E la notazione Penso porta... che lui l'ha identificato, mi sembra. Brava, sì. Con la carta di identità, comunque passa alle 21:25. Il video però sembra che sia stato girato prima, almeno dalla relazione. Sì. Io sui tempi l'ho detto prima, non sono sicura sugli orari perché non me lo ricordo, non so essere precisa. Però diciamo che lei prima delle 9:30 nel vicolo di Montevia non è arrivata. Sì, più o meno alle 9:30. Ok. Non credo oltre le 9:30, però non sono sicurissima. Lei però arriva nel vicolo ed entra nel vicolo, siamo arrivati di Rossi, lei quindi fa da San Francesco. Certo, anche perché cercavo il colonnello Aiego perché sapevo che c'era lui, degli altri non mi era stato detto nulla, che stava comunque sapevo ancora che giù. c'era lui, quindi cercavo lui anche perché insomma è normale, uno si presenta al più alto in grado. E il colonnello Aiego era nel vicolo o stava a Via dei Rossi? Il colonnello Aiego era nel vicolo, era al di là del corpo di David Rossi, quindi io ho superato quindi passate il corpo verso il portone sotto la videocamera. Al di là vuol dire dopo, sì, verso dopo, la chiusura del vicolo. Verso la fine del vicolo, esatto. Oltre al colonnello Aiego, chi c'era più? E c'era il colonnello Mortellaro e il maresciallo Cardiello. Il maresciallo Cardiello quindi ha superato il corpo del dottor David Rossi? Allora, no, il maresciallo più o meno era nei dintorni, però loro ho saltato velocemente e poi mi sono diretta verso Aiego, insomma cercavo lui perché era il più alto in grado. Sì, no, però era solo dopo il corpo verso il portone o stava con loro? Cioè, il Cardiello e Mortellaro erano vicino al colonnello Aiego? Sì, un po' prima. Dopo il corpo o prima del corpo di dottor Rossi? Ma mi pare più o meno all'altezza del corpo, forse Cardiello era prima. Cardiello era prima? A me sembra che il colonnello Aiego fosse solo al di là del corpo, sì. Ok. Perché quindi, proprio sono andata a cercarlo. Mi dica, era stato previsto un po' qualche protezione, tipo, no, a volte succede, no? Io poi ho visto delle foto, abbiamo delle foto, anche diciamo quelle nuove foto, alcune foto dei giornalisti, che fanno vedere alcuni operatori che erano un po' vestiti tutti di bianco, no? Erano quelli della mortuaria, cioè, se è stata presa qualche accortezza nel mettere qualcosa vicino alle scarpe o si entrava normale nel vicolo? Cioè, alle scarpe erano normali, cioè nessuno ha preso qualche accortezza. Io stessa sono entrata così com'ero, non è che... Si fa così, diciamo, quello poteva essere ancora vista come una scena appena arrivata, no? Poteva essere visto come una scena interessante per la polizia scientifica oppure no? Ma guardi, l'intervento che abbiamo fatto, io ho fatto un intervento, diciamo, per me era in quel momento di partecipazione alla mia volante che mi aveva chiesto di salire, quindi sono arrivata, quello che ho trovato non è che ho pensato
ma forse qui doveva essere preservato lo stato dei luoghi e non ci ho pensato. Non l'ha pensato lei, ma Sono andata evidentemente lì, sono manco gli andata altri a perché salutare c'erano, il colonnello, Ok. nessuno l'ha E pensato evidentemente. c'era una striscia che delimitava l'ingresso nel vicolo, Quella è stata messa successivamente, mi sembra. C'era qualcuno che All'inizio limitava no. l'accesso alle persone o potevano Sì, entrare? dopo sì, e la No, pattuglia dei prima quando carabinieri. arriva lei, no? No, quando arrivo io no. Cioè non c'era un carabiniere, un C'era un poliziotto? carabiniere, però non era stato messo nulla. Era stato Cioè, quindi, messo diciamo, si il poteva nastro entrare bicolore, ed non uscire. c'erano transenne. Sì, sì, certo, se fosse stato un estraneo, sì, ora nel mio caso mi conoscevano. Sì, E lei certo. entra, cioè fa via dei Rossi, piazza San Francesco, via dei Rossi, arriva al vicolo di Montepio, entra quindi in questo vicolo, che cosa nota? E cosa? Che cosa nota? Cosa nota a terra? Noto il corpo di David Rossi con la camicia aperta e niente, i sanitari che appunto stavano rimettendo a posto la strumentazione e poi mi dirigo subito. E che oggetti verso il c'erano a colonnello. terra? Guardi, gli oggetti non ho proprio guardato io cosa c'era in terra, non ci ho fatto proprio caso. Non ha visto da nessuna parte orologi o pezzi di orologio? Non ci ho fatto caso. E ne avete parlato con chi stava nel c'era. vicolo? No. Lei quindi passa, diciamo, oltre il corpo di Davide Rossi, parla con Aieco, poi, diciamo, riesce di nuovo dal vicolo? Praticamente sì. Ma rimane avanti tipo via del Refenero così, oppure No, cioè, guardava ancora l'ingresso del vicolo? Proprio nell'angolo tra Via De Rossi e il vicolo, Ok. dal lato andando verso San Francesco, insomma. Ah, quindi dalla parte di giù. E è entrata altra gente? Come? È entrata altra gente? Chi entrava e usciva da quel vicolo? Cioè, c'era un limite nel dire, anche se sei un poliziotto in borghese, un carabiniere, non entri? Cioè, entravano e uscivano oppure? I carabinieri sì, a un certo punto è venuto, mi sembra, anche Grandini, che era tenente colonnello anche lui. I carabinieri erano veramente tanti, però poi Cioè, ma comunque si entrava, gli operatori, ovviamente, non è che c'erano estranei. Estranei sarebbero perché, sì, solo perché erano delle forze dell'ordine, questo sarebbe estraneo, certo, diciamo. Estranei nel senso non delle forze dell'ordine e i sanitari del 118, insomma. Sì, e questo non si ricorda invece in altri momenti che c'erano dei civili, gente in tuta, cioè quelli che stavano erano in divisa o erano in borghese? I poliziotti e i carabinieri? Allora, i poliziotti, i miei colleghi, ma in un momento successivo, quando l'ho chiamata, erano tutti in borghese, me compresa. Ah, ok, quindi diciamo non si può capire se erano come civili. ero in tuta, sono uscita così di casa. Il collega, anche il dottor Mancini Proietti, lo stesso, mi sembra che fosse in tuta. E il collega Fortunato, vabbè, lui normalmente lavora in abiti civili, essendo il capo della mobile. Devo chiedere adesso, voglio dire, ha parlato con qualcuno dei carabinieri, tipo con Cardiello? Ha parlato? Certo. E si ricorda cosa vi siete detti? Io appena sono arrivata, il maresciallo Cardello mi ha detto appunto che aveva contattato il PM di turno. Le ha detto se già era salito, cioè perché io vedo questa scena, no? Lei parla con Cardiello e sta a Via dei Rossi, angolo con Montepio verso San Francesco. Stavo ancora dentro il vicolo Montepio quando ho parlato di questo con il Quindi eravate già, diciamo, un po' proiettati verso l'interno del vicolo? A metà, okay. Prima del corpo, sì, però da questo lato, benissimo. E non le ha detto che ha visto un orologio? No, non abbiamo parlato per niente. Le ha detto se aveva visto, cioè come in scena, no? Dice, io l'ho visto vivo 2 ore, 3 ore fa, 4 ore fa nel pomeriggio, gliel'ha detto? No, assolutamente. Questo non gliel'ha detto. E ha detto se, questo però immagino, perché questa è una cosa invece un po' più grande, le ha detto se era già stato in ufficio? No, non mi ha detto niente. E però il sovrintendente Marini lascia la postazione, in questo caso diciamo, perché il colonnello Agliego ci suggerisce, o magari non lo so, ordina, forse non so se è la parola giusta, comunque diciamo si mettono d'accordo, che Marini rivada in ufficio.
Noi ci è stato detto in seduta pubblica che vanno con Mingrone, si fanno accompagnare per capire dove era, Mingrone era un po' esagitato, vanno in macchina, arrivano e quindi va, diciamo, a piantonare poi da questo punto di vista un attimino la porta, va nell'ufficio e gli ha detto quanti occhiate sono state date prima del sopralluogo, diciamo, famoso, che poi entrano, diciamo, delle persone in quella stanza. Ci sono stati altri sopralluoghi, altre occhiate di quella stanza, altre persone quando c'era il sovrintendente Marini che sono entrate in quella stanza? No, lui mi ha riferito di aver chiuso, di aver fatto il video e aver chiuso la stanza. In seduta pubblica il maresciallo Cardiello ci dice invece che è salito a dare un'occhiata, non lo so, cioè definirlo sopralluogo era un po' troppo, però dice che prima del sopralluogo, ecco, diciamo, il Marini non gli ha detto che ha aperto la porta al maresciallo Cardiello? No. Mi dice quando il Marini incontra il Careddu, non ricordo adesso il carabiniere, lo chiamo carabiniere, sì, che non ricordo il grado, Pietro Careddu, quando lo incontra il sovrintendente Marini? Io questo non lo so, nel senso non lo posso ricordare se non per quello che ho letto o sentito, ma non lo saprei dire perché a me non mi parla del Careddu. E le dice quando arriva la radiomobile dei carabinieri? Radiomobile si dice dei carabinieri, giusto? Sì, ma lui probabilmente quando mi ha chiamato mi ha detto che cosa ha detto? Carabinieri che c'era la radiomobile. Però... Ha detto che c'era la radiomobile quando l'ha chiamata? Si può provare un attimino a ricordare anche un secondo? Non sono sicura, perché poi ne abbiamo parlato in un momento successivo. Io ho visto che lì c'era una pattuglia dei carabinieri, ma non so dire se fosse la però non quando arriva lei, perché lei arriva dopo. Io dico quando lo sente al telefono il sovrintendente Marini, la radiomobile dei carabinieri stava... No, non mi ha fatto menzione della radiomobile dei carabinieri, lui mi ha fatto menzione solo del colonnello Allievo. Le è stato detto, se qualcuno, o magari l'ha visto perché stava, diciamo, forse all'ingresso di quel vicolo, che qualcuno ha provato a dare il portafogli al fratello di Davide Rossi, Ranieri? Ha visto sta scena di qualcuno che cercava di ridare il portafoglio? No. L'ha saputo di questa cosa? L'ho sentito, ma non saprei dire su questo. E ora il questore poi arrivò quella sera nel vicolo? No. Quindi il questore Benedetti non è mai stato, diciamo, no? Alla questura sono arrivate delle telefonate particolari che lei sappia, che chiedevano della morte di Davide Rossi oppure no? No, non lo so, non ho idea. Anche perché poi in quel momento... Però le è stata chiesta di trasferire delle telefonate che erano arrivate in questura oppure no? In che senso? Nel 2016, non ne sono state poi richieste? Sì, no, non avevo capito che si riferisse a questo. No, ci è stato chiesto dalla procura di inviare la registrazione della chiamata giunta al 113. Solo quello, quindi non altre telefonate che ha ricevuto l'operatrice, diciamo, del 100... No. Era un operatore maschio, ma no, io ricordi solo quella nel 2016. Che poi chiamano Bruno invece di chiamare Bernardo Mingrone, eccetera, eccetera. E mi dica una cosa, lei è di Siena, conosce il dottor Filippone, diciamo che dal video, no, poi si è visto, no? Solo dal video, ma la sera io non lo conoscevo, anzi forse se lo incontrassi adesso non lo saprei riconoscere nemmeno adesso. Però le è stato detto, perché esiste il suo nome nelle verbali, no? Il sovrintendente Marini dice un tale Filippone, Mingrone accompagna il sovrintendente Marini e Gigli per fargli capire dov'è l'ufficio. Sì. E qualcun altro degli uomini della polizia le ha riferito che è stato accompagnato in quell'ufficio? Ci sono state altre persone prima di Marini e Gigli in quella stanza? Non credo, cioè prima che salissero Marini e Gigli? Filippone ha accompagnato un uomo della polizia in Borghese prima che salissero? Non mi risulta, perché mi risulta che la terza persona della polizia ad essere intervenuta sono io, quindi...
Nessuno, Io diciamo, non le ha li detto- conoscevo, io come ho detto prima non ricordo se qualcuno mi ha fatto strada per arrivare all'ufficio. Non mi sembra, sicuramente quando sono arrivata in piazza Salimbeni ho chiesto in portineria dove fosse l'ufficio perché non c'ero mai stata e sono salita con E l'ascensore. il Però sovrintendente Marini le ha detto, o Gigli le hanno detto di Filippone che era risalito in ufficio. Cioè, lei è a conoscenza che Filippone viene visto riscendere dall'ufficio dal fratello Ranieri, lo conferma il portiere Ricucci. Lo stesso Filippone dice che è salito e ha accompagnato qualcuno. Ha accompagnato qualcuno delle forze dell'ordine che lei doveva, come posso dire, dirigere, no, però che erano poliziotti che lei avrebbe dovuto sapere. no, non lo so, no. Quando diciamo arriva diciamo, la mortuaria, cioè viene preso il corpo del Rossi, Sì. no? Lei è in quel vicolo, Sì. però poi lascia il vicolo, giusto? Una volta che se n'è andato il furgone della mortuaria, sì, perché a quel Benissimo. punto era finito il nostro intervento. Ma quel nel vicolo. vicolo è stata data una mezza protezione di quel vicolo oppure no? Cioè potevano entrare e uscire le persone oppure no? No, certo, e a quel punto c'erano comunque la pattuglia dei carabinieri che c'è sempre stata Fino a a che bordo ora? del vicolo. Fino a che non se n'è andato via qualcuno, io poi sono ritornata A che ora è in ritornato? piazza Salimbeni una volta che se n'è andato il furgone della mortuaria, quindi non so poi. È risalita sopra perché è andata a Sono vedere il video, no? risalita Forse, per cioè, andare insieme al quando ha sovrintendente finito il Marino a video acquisire le è immagini. riscesa ed è passata di nuovo da quel vicolo? Cioè, è passata da Via dei Rossi? Sì, penso di sì, però non mi ricordo sinceramente, a quel punto non c'era più nessuno. Non c'era più nessuno, neanche delle forze dell'ordine. Mi sembra di no. Cioè, quello che dico, la polizia scientifica fa delle foto, no? Sì. E visto che è caduto una persona, no? Lei non pensa che forse la scena potrebbe essere vista insieme sia ufficio che vicolo? Cioè, era importante preservare un attimino quel vicolo da persone che potevano entrare e uscire, ma almeno per quando la polizia scientifica faceva le foto dalla finestra. Sì, certo, ma io Ed è stato preservato? mi riferivo al momento in cui abbiamo finito tutta la nostra attività e siamo andati via, che non c'era più nessuno. E che ora potrebbe essere stato? Ma guardi, io sarò tornata a casa intorno all'1:30, alle 2. E però quindi quando passa c'era ancora qualcuno davanti al vicolo oppure non c'era più nessuno quando passa? Non me lo ricordo, ma mi sembra che non c'era più nessuno, ma a quel punto non aveva, secondo me, neanche più senso lasciare qualcuno perché. Ma sai invece che cosa è successo? Che noi siamo riusciti a vedere dalla polizia scientifica che all'1:12, 1:17 non c'era più lo scooter che era dopo il corpo di Davide Rossi. Cioè quel vicolo non è stato preservato e il proprietario dello scooter se l'è andato a prendere come se nulla fosse, mentre facevano le foto della scientifica dall'alto. Cioè è normale non preservare quella scena quando la scientifica sta facendo delle foto dall'alto. Scusi, ma la scientifica stava facendo il Le foto. sopralluogo, quindi significa che c'era ancora il corpo? Perché No, io parlo dall'ufficio, ho fatto dall'ufficio. Dall'ufficio la scientifica è tra 00:50. Sì, certo, c'è andata dopo che l'ha fatto nel vicolo. Perché la scientifica dall'11:30 più o meno che finisce dal vicolo in ufficio ci arriva a 00:50? Perché da quello che ho letto, perché io poi non lo so, da quello che ho letto nelle carte, la scientifica è andata poi insieme, credo, al collega Fortunato, non so se a casa della vedova di Rossi, cioè, però io questo l'ho letto, non lo sapevo la sera, l'ho letto poi. Non so il motivo però. Quindi diciamo né che chi l'ha disposto, quindi è andato via il evidentemente l'avrà corpo, diciamo, disposto sono andati il via un pochettino tutti quanti, ecco. Come? È andato via il corpo, diciamo, sono andati via un pochettino tutti quanti. Sì, perché a quel punto ho fatto il sopralluogo col corpo e non c'era più nessuno nel vicolo. Io ho quasi Ritengo che non ci fosse motivo di lasciarlo presidiato. chissà, Diverso magari facciamo è le foto da sopra. l'ufficio. Infatti il PM sull'ufficio ha disposto che fosse presidiato anche al termine delle operazioni nottetempo e abbiamo lasciato un Invece operatore. il vicolo, diciamo, è lasciato senza nemmeno la catenina, diciamo. C'è sempre una catenina. Non è stata data a disposizione in questo senso. Ho capito. Sì, no, l'ultima, diciamo, domanda. Lei comunque è di Siena, no? Il proprietario dell'MCM Fulvio Muzzi,
conosciuto, lo conosco. no? Bene. Sì, lo conosco. Lo conosceva anche allora o lo conosce solo adesso? Certo, no, lo conosco da diversi anni. Ecco, non le ha detto che ha visto Davide Rossi 2 ore prima nel pomeriggio? No, ma io non abbiamo mai parlato con Muzzi di questo. Io Quindi, l'ho sentito adesso l'ha che lui sentito sì, da dalle vostre audizioni. C'è qualcosa che ci vuole dire che magari le è rimasto un attimino impresso, che forse in tutta quanta questa discussione non ha avuto modo di dire qualcosa in più che le è rimasto dopo tutta questa discussione? No, ho già detto quello che dovevo dire. Va bene, la ringrazio, Prego. grazie. Grazie onorevole Migliorino, onorevole D'Orso. Una domanda breve aveva detto. Sì, ancora più breve perché si sdoppiava in 2 domande, ma una l'ha fatto il collega Migliorino, quindi proprio sarò pure ora molto precisa e puntuale. Nel momento in cui lei si avvicina nel vicolo al corpo del dottor Rossi, nota le lesioni al volto? Al volto veramente no, ma non è che noto tanti segni. C'è stato un momento successivo in cui, in presenza del medico legale, ricordo che il professor Gabrielli mi fece notare dei segni che il dottor Rossi aveva sui polsi, e dicendomi: vede dottoressa, questi segni significa che ha provato a tagliuzzarsi, ecco. Disse una cosa. Solo quei segni le fece notare? Solo quello noto, sì. Nient'altro? No, nient'altro. Grazie. Sì, infatti, è perché me ne ha fatte tante di domande. Mi pare che abbiamo concluso. Però vede che ho risposto comunque, quindi non avevo notato altri segni. Allora, abbiamo concluso l'audizione della dottoressa Baiocchi, noi la ringraziamo per la sua disponibilità e anche per la pazienza di essersi resa disponibile a questa audizione e quindi la licenziamo e proseguiamo i nostri lavori. Bene, grazie. Si accomodi qui. Intanto benvenuta, la ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Lei immagino sa il motivo per cui l'abbiamo chiamata, perché è anche intanto il pubblico dominio, nel senso che in particolare in una conferenza stampa del legale della famiglia è stato riferito di un incontro casuale che lei avrebbe avuto con il dottor Davide Rossi il giorno in cui è morto, e del fatto che questa sua informazione è trasmessa, mi pare, alla polizia giudiziaria, e però non ha avuto seguito e non ha avuto riscontro. Le devo dire che così, mi ha chiesto l'onorevole Rizzetto di scusarsi per la sua assenza, ma ha avuto un problema personale, quindi oggi non sarà presente, ma ci sta seguendo da remoto attraverso la web TV. E quindi io le darei la parola, perché così Allora, adesso lei schiaccia quel... scusi, buonasera a tutti. Allora, da che cosa viene il fatto che sia stata citata in questa conferenza stampa? Dal fatto che nel 2017, quando si tornò a parlare in maniera più forte del caso Rossi, con tutti i servizi, soprattutto prima delle Iene, poi quarto grado, e si diceva spesso chi ha qualche cosa da dire lo dica, chi ha visto qualche cosa lo dica. In quel momento io scrissi in un piccolo blog che uso talvolta quello che era capitato a me e che avevo detto più volte in quegli anni anche a tante altre persone, colleghi, giornalisti che avevo incontrato, ma così in modo informale. Io la sera, il pomeriggio del 6 marzo del 2013 mi trovavo a Siena ed ero in Valle Rozzi, che sarebbe, io se volete vi ho portato anche una cartina piuttosto artigianale. L'onorevole Migliorino, che essendo di Siena, ma lui ecco lo conosce, ma gli altri può essere più difficile, perché io mi trovavo
in Valle Rozzi, questa strada molto in discesa. Ero ferma, ricordo bene l'orario perché uscivo da un appuntamento, stavo parlando con una conoscente, ombrello aperto perché piovigginava. Vedo venire in giù dalla discesa, ho detto, una discesa faticosa, cioè una salita faticosa, una discesa molto ripida. Davide, che io conoscevo, con Davide ho lavorato anche quando eravamo al Cittadino, e poi lo conoscevo anche per rapporti di lavoro, in quanto fino al 2010 avevo lavorato alla redazione di Siena del Corriere di Siena. Quindi saluto Davide, che aveva il cappuccio in testa, le mani nel giacchetto, andava in giù il passo a veloce, mi salutò con un ciao. Poi in quel momento, siccome si parlava tanto di quello che stava succedendo, cioè c'era un'attenzione importante, con questa conoscente mi disse: ma com'è la situazione per David? E quindi automaticamente seguimmo. Allora, scusi, posso fare subito una domanda? C'era un'altra persona che con lei ha visto David e che teoricamente potremmo chiamare qui per confermare questo. Sì, ma teoricamente. cioè quello che abbiamo visto non è tanto l'importante, è il dopo. Io lo riassumo molto breve. E volevo farle una domanda, che ci riesce a dire l'ora il più possibile precisa? Sì, perché avevo un appuntamento, appunto, uscivo da questo appuntamento, quindi erano circa le 15:30. 15:30, 15:45. Quindi vediamo passare Davide, lo seguiamo con lo sguardo. Noi eravamo, mi sono persa gli occhiali, vabbè, tanto, eravamo, ora se trovo, in questo punto qua, dove c'è un ferme con l'ombrello. Davide ci supera, arriva fino in fondo, percorre 90, ho fatto con Google Maps, sono una 90ina di metri, quindi fa questa 90ina di metri verso la fine della discesa, gira a sinistra. Dopo un attimo, 5 secondi, 10 forse, Davide riesce dalla solita strada, accorsa, che era un atteggiamento insolito per Davide che io conoscevo bene. Lui era molto sempre pacato, molto lento nei movimenti, ecco, anche nel fumare il sigaro. Riesce proprio a testa bassa, ripercorre questo tratto qua fino a metà, praticamente a corsa, a passo fortemente accelerato, e me lo ricordo proprio chino per uno che non era in salita o in discesa? In risalita, in questa risalita che... Quindi ci stava, che forse cioè correva, però una corsa in salita. Cioè non era agile il fatto di correre. Arrivato a metà fra dove era uscito e dove ero io, si gira, torna indietro e sempre a corsa torna in questa stradina. Passano altri 10 secondi, Davide esce nuovamente da questa strada, fa tutto questo pezzo praticamente a corsa, dà una botta a me che avevo l'ombrello proprio per girare in corsa, prende queste scalette che portano alla stessa strada dalla quale portava anche l'altra, perché questa è la cosa strana, no? Che è un circolo, e prende lì a corsa. Ho notato chiaramente che Davide parlava, però avendo il cappuccio in testa non sapevo se aveva gli auricolari o se parlava da solo. Mi è parso un po' strano, però in quei giorni poteva accadere veramente di tutto. La sera... un passo strano perché? Cioè perché non era il suo modo di fare, e perché che cosa si cerca in un tratto di strada, cioè questa strana manovra che aveva fatto, sembrava cercasse qualcuno, sembrava che dovesse incontrare qualcuno, avesse un appuntamento. Non so, però era proprio strano, perché poteva trovarlo da qui, tanto era la stessa strada,
perché tornare indietro, ripassare da sopra? Uno se lo chiede, no? Una stranezza, niente di importante, non ho visto nessuna cosa eclatante. La sera succede quello che succede e a me questa scena torna in mente, pensando che ognuno deve fare la propria parte, proprio come il colibrì per salvare la foresta che brucia. Non me la sono sentita di non segnalare questa cosa e 2 giorni dopo sono andata in questura e ho chiesto di parlare con un dirigente della questura. È un ambiente che io conoscevo perché, come ho detto, fino a 3 anni prima, oltretutto mi occupavo di cronaca nera, quindi non c'era nemmeno tanto bisogno di chiedere chi fossi da parte di chi mi riceveva in questura. Sono stata ricevuta dal dirigente della squadra mobile, dall'allora dirigente della squadra mobile, nella sua stanza. Ho raccontato questa cosa che a 2 giorni da quanto accaduto mi sembrava potesse essere una particolarità che poteva interessare se dovevano essere fatte delle indagini. Io ho detto tutto questo, il dirigente un po' così ha detto sì, parlava da solo perché era di fuori di testa, e sicuramente parlava da solo perché poi nelle perquisizioni non abbiamo mai trovato nessun auricolare, lui non lo usava, cosa che invece Davide usava regolarmente. Avevamo anche delle foto che usavamo per la stampa dove c'era lui con l'auricolare. E mi ha stretto la mano, grazie, e basta. Io, da quello che so, Sei rimasta sorpresa di questo atteggiamento? un po' sorpresa dal fatto di non essere stata verbalizzata. In quel momento non ho chiesto perché non mi verbalizzate, cosa che non è che si va dal dottore e si chiede perché non mi dà la medicina, ognuno dovrebbe sapere il proprio lavoro, ma perché ho pensato che essendoci delle indagini mi avrebbero richiamato per verbalizzarmi davanti a non soltanto il dirigente della squadra mobile, ma anche un altro funzionario o agente verbalizzante. Io da quel momento non ho sentito più niente e non credo che la cosa sia stata... Abbia avuto un seguito. Abbiamo avuto un seguito, quindi mi è tornata in mente dicendo chissà, io sono andata, ho detto una cosa, non sono stata nemmeno presa in considerazione, chissà quante persone possono non essere state prese in considerazione quanto me, oppure non sono state proprio cercate in quella fase. Questo è tutto l'apporto che io posso dare, soltanto un apporto che secondo me di atteggiamento nelle indagini, un sottovalutare, un dare per scontato un filone che probabilmente loro pensavano o avevano. Scusi Presidente, può ripetere l'orario così? Sì, Sono intorno dalle 15:30 alle 15:45. Va bene, quindi c'è... Era l'onorevole Migliorino che aveva chiesto la parola. Grazie Presidente, grazie dottoressa Guarino. Io ho recuperato online un articolo, ok Siena mi pare, non so, è questo il blog di cui parlava? Io qualcosa andai a dire ma nessuno mi verbalizzò? No, che diciamo di tutto quello che ci ha detto un attimino adesso, Sì. ci sono degli articoli online del 2017, diciamo, che fanno un po' il riassunto di quello che ci ha appena detto. Questo che è uscito sul mio blog? Non lo so qual è il suo blog però, perché non lo so. Sono Susanna Guarino. Ah no, qui io ho un ok Siena, non so se... Sì, è stato ripreso poi da Ok Siena. Ah ok, è stato ripreso, benissimo. Lei dice che erano circa alle 15:30, 15:45, perché può avere, diciamo, questo orario, questa tolleranza, questo lasso di tempo? Perché lei dice erano le 15:30, non le 15:20 o le 16? Perché io avevo un appuntamento in un centro medico
Sta di Valle ce Rozzi. l'avevo alle 15, che è proprio in cima a Valle Rozzi. Ok. Quindi ho fatto un quarto d'ora, che può essere 20 minuti se mi hanno fatto aspettare, ecco, era questo il lasso di tempo, per questo c'avevo questo lasso di tempo. Quindi sono uscita alle 15:30, il tempo di arrivare dall'inizio di Valle Rozzi al punto dove ho incrociato questa conoscente saranno passati 5 minuti, quindi dalle 15:30 alle 15:45, poi abbiamo parlato un po', quindi non so se David è arrivato alle prime parole che abbiamo fatto o già stavamo Quindi parlando diciamo che un un pochino, orario insomma. prima delle 15:30 no, perché è uscita, Non prima delle 15:30, ecco, quindi non poteva essere prima delle 15:30. non era prima delle 15:30. Incontra questa sua amica, poi diciamo che avviene tutta quanta questa scena, no? Esatto. Io perché le sto facendo queste domande? Perché abbiamo i tabulati telefonici e sto cercando di capire con chi stava parlando David qualora stesse parlando al telefono. Certo. Effettivamente stava parlando al telefono. E in verità diciamo che le telefonate lunghe, diciamo di una certa importanza, iniziano intorno alle 15:23. Alle 15:32, alle 15:37 ci sono altre 2 telefonate. Diciamo quella, se lei dice prima delle 15:30 non può essere uscita, cioè non può essere uscita dal centro, No, diciamo che la togliamo e non facciamo nome. Invece in quest'altro caso chiama e viene richiamato, eccetera, col fratello Ranieri, perché poco dopo devono incontrarsi per, diciamo, un pranzo che si è tirato un po' più tardi. Abbiamo avuto un'audizione pubblica a Siena, quindi ce l'ho scritto, e quindi sì, potrebbe essere che in quel momento non stesse parlando da solo, ma evidentemente stava al telefono. La particolarità invece che c'è è che, giustamente lo dico alla Commissione, al Presidente e poi a chi ci ascolta, c'è stata una particolarità di telefonata che l'ufficio del dottor David Rossi riceve dalla Guardia di Finanza della compagnia di Augusta. Dura 406 secondi e viene proprio fatta nell'ufficio del Rossi quando uno sta andando col fratello e ci è stato detto che si stanno dando appuntamenti, e 2, lei ci dice che in quel momento l'ha visto fuori dall'ufficio. Questa telefonata delle 15:41, quindi ci ritroviamo nell'orario che dice, dura 406 secondi e la spiegazione che ci è stata data è un po' particolare, ma noi grazie al Presidente abbiamo chiesto anche, diciamo, un approfondimento magari oggi dopo quasi 9 anni, perché dice che è stata passata al telefono dell'ufficio del Rossi. Quindi lei ci sta dicendo che in quel momento alle 15:45 il dottor Rossi non stava nel suo ufficio. no, io l'ho visto prima, cioè intorno alle 15:30, 15:45, e quindi fossero state le 15:45 avrebbe dovuto un po' correre dal suo No, lavoro. come si fa? Tutta via di Valle Rozzi per No, poi in giù, quella era in giù. Però lei stava sopra o sotto? No. Io stavo al vicolo dei Lavasoi, dove ok. le scalette che scendono al Sì, vicolo, che scendono che poi... dal parcheggio del Perugini. Però noi sappiamo scendono. che poi vede Ranieri, quindi non è ritornato in ufficio, quindi è uscito, sarà andato, diciamo, forse Sì. da Portovile, immagino, o la macchina al parcheggio, non lo so dove l'ha lasciata. Quindi diciamo che è particolare che una telefonata che ha dato molto da discutere, molto lunga, di 406 secondi, che arriva nell'ufficio del Rossi quando il dottor Rossi non c'è, avviene proprio quando lei, diciamo, lo vede, e lo vede, diciamo, in modo particolare, forse nervoso è la parola giusta, si può dire oppure no? Mi sembrava che stesse cercando qualche cosa o qualcuno, ma poteva Cercando cercare qualcosa a terra anche... o cercando qualcosa? In che senso qualcosa? Cioè, qualcosa, poteva anche cercare la sua macchina se non si ricordava dove l'aveva messa, In ecco, questo voglio dire. senso, cioè non che aveva Ecco. perso qualcosa. No, che avesse perso qualcosa per strada. E quando lei va a parlare con il dirigente della polizia, lei dove è andata? In questura vicino alla Sono andata in prefettura, questura, al Duomo? sì, in Presidente, via... no, scusa, solo perché c'è un passaggio che quella telefonata della Guardia di Finanza di Augusta Sì, è fatta al telefonino viene fatta di David all'ufficio Rossi del dottor Rossi, nell'ufficio. e quindi lui non c'è, Non c'è. quindi qualcuno parla per lui. No, se dura 406 non penso sia- 406 secondi, quindi sono 6 per 6, 36, sono più di 7 quasi minuti. 7 minuti.
Cioè, è particolare perché c'è stato una forte dibattito su questo, capita giusto quando lei l'ha visto fuori dall'ufficio. Quindi Rossi in quel momento l'ufficio non c'era, ecco. È particolare, diventa un po' interessante. Quando lei però aveva da dirigenti, grazie collega Fornaro, e quando aveva da dirigenti, però ci dice che è il dirigente, perché lei dice che lo conosceva. Chi è il dirigente che l'ha accolta perché lei voleva lasciare questa dichiarazione? No, io vado in questura In questura. Se ce lo vuol dire aperto o chiuso, cioè nel senso... e chiedo di parlare con il dirigente della squadra mobile, Che era? Sabatino Fortunato. Ah, Sabatino Fortunato. E mi fanno salire, cioè voglio dire, non è che mi hanno fatto tante domande sul perché volevo salire, perché conoscendomi devo parlargli, l'hanno chiamato, sale l'Aguarino, bene, grazie, e sono salita. Sono andata da lui, mi sono messa a sedere e gli ho detto, io ho assistito ad una cosa particolare che riguarda David Rossi, proprio la sera prima della tragedia. Volevo segnalarvela e volevo raccontarvi questa cosa, se vi può essere utile per le Quanti indagini. giorni dopo è successa? Come? Quanti giorni dopo? Un paio di giorni dopo. Ah, ok. Ritengo, guardando adesso il calendario e le mie agende, che io conservo tutte, che dovrebbe essere successo il venerdì, perché il sabato sicuramente in Era questura... mercoledì, quella sera, quindi l'8. In questura non c'era nessuno e quindi venivano... Io ero... perché lavoravo a Grosseto in quel periodo, proprio in quei giorni ero a Siena, quindi mi torna, ecco, per questo, ma un paio di giorni dopo. Infatti anche nel 2017 nel blog scrissi un paio di giorni dopo. Quindi sta là, si siede? Mi siedo, racconto quello che ho detto a voi, quello che ho scritto e quello che ho visto, questa cosa strana, dicendo, se vi serve per capire, ora si vede che c'era la telefonata col fratello, si sa del fratello, ma pensavo che nell'immediatezza di quanto accaduto potesse essere uno spunto, chissà, per cercare... E c'eravate solo voi in quell'ufficio? C'eravamo solo noi. E lui si allontana per 10 minuti, dice da qualche parte, forse nell'articolo ho sbagliato a No. leggere. No, lui si è rimasto... No, dura una decina di minuti la conversazione, ok. quello che serve per esporre questa cosa. Io dall'altra, lui alla sua scrivania, io nella sedia di fronte, poi dopo una decina di minuti lui si alza, mi dice questa cosa di... No, era di fuori, mi dice, era fuori di testa. Ma poi non aveva l'auricolare, parlava sicuramente perché lui non aveva auricolari, non l'abbiamo trovati, mi dà la mano, mi accompagna alla porta, via. Invece questo l'ha aggiunto Sabatino Fortunato, non ha verbalizzato nulla. Che lei sia andata in questura, c'è qualcuno, diciamo, che può provarlo, diciamo, questa sua dichiarazione, si ricorda... Lei, io vedo la questura, no, quando entra... Io non so chi ci fosse alla porta, sicuramente non si entra in questura in maniera autonoma, cioè bisogna chiedere al piantone che apre la porta, che è una porta Sì. Non è stata registrata in qualche modo un tesserino, un qualcosa, nulla, è entrata perché poi vi conoscevate, no? Esatto, quindi cioè non è che io in quel momento, io sono andata a dire una cosa spontaneamente, non mi sono preoccupata di sapere chi ci fosse, chi non ci fosse, chi mi accompagnava, cioè non sono stata nemmeno accompagnata, ritengo, perché la strada la sapevo. E lei, brava giornalista conosciuta a Siena, in quel momento non lavorava a Siena, lavorava a Grosseto, ma si occupava anche di cronaca nera di Siena oppure no? No. Soltanto di Grosseto? No, io ero caposervizio a Grosseto in quel momento, quindi mi occupavo della redazione del giornale di Della Grosseto. vicenda di David Rossi ne ha sentito parlare, cioè lei stava a Siena solo l'8 o anche i 2 giorni prima, tipo il 6, stava a Siena? Io stavo a Siena anche il 6 e sono stata in ferie, penso, ero a Siena 4 giorni. Ed dal è stata nel 6 al vicolo 10. quella sera? Come? È stata nel vicolo?
Cioè è andata... Sì, Ah, quella sera io ero a cena in Contrada. Quale contrada, perdono? Io sono della Contrada del Drago. Ok, quindi là vicino, ok. Sì, e arrivò un amico e disse è morto Davide Rossi, si è buttato dalla finestra. A che ora glielo disse questo? Più o meno, se si può ricordare, visto che sta avendo una buona memoria. Era poco prima dell'ora di cena, si cena sempre tardi in Contrada, saranno state le 9. Alle 9... Cioè, io non mi posso ricordare, ok, cioè io mi diciamo, ricordo ho passato. soltanto il fatto. Chi era non questo posso... amico, se lo ricorda? No, qualcuno che ha incontrato. Che è arrivato e ha detto la notizia Sì, incontrata. così, Ok. E lei è andata nel vicolo? Come? Lei è andata nel vicolo? E io sì, ho preso e sono andata nel vicolo. Nel vicolo non si entrava, c'era... Sì, a Via dei Rossi. Via dei Rossi, magari Via sì. dei Rossi viene considerata a volte un vicolo, quindi Sì. da banchi di sotto arriva a Via dei Rossi. Sì. E si ricorda chi ha incontrato? Perché lei, giustamente giornalista, conosciuta a Siena, conosceva gli altri giornalisti. C'erano, Chi c'era? sì, tanti giornalisti, c'era il mio ex caposervizio Stefano Bisi, C'era Stefano Bisi? e poi c'era, mi sembra, Laura Valdesi della Nazione. Laura Valdesi? Mi sembra di sì, però non... Sicura? No, di Laura Valdesi mi sembra che ci sia stata, perché mi sembra, però non sono No, sicura non la di conosco. questo. Io mi ricordo che c'era tanta gente, che trovai appunto... E il dottor Strambi c'era? Non lo ricordo. Ok, quindi però si ricorda di Stefano Bisi nel vicolo. Mi ricordo di aver incrociato Stefano Bisi perché così, cioè, è stato il mio direttore per anni e anni, quindi Certo. e C'era so qualcun quanto altro era della- amico di David, quindi penso di avergli detto anche qualche cosa, ecco, del tipo ma che è successo, ma così, non Quindi vi siete ricordo. anche un attimo parlati. Sì. C'era qualcun altro, tipo qualche omonimo, un certo Rossi, altre persone in quel vicolo? Che lei Io si possa so che c'era tanta gente, ma non posso ricordare e non voglio ricordare nomi a caso perché Certamente. È successo qualcosa di particolare che l'ha colpita? Ha fatto sì, qualche mi ha articolo? colpito una cosa, che tutti quanti ripetevano tutti quanti, si è buttato. Cioè, era proprio come un ritornello di tutti, no? Si è buttato, si è ammazzato. Cioè, nessuno diceva che è successo. Ho capito. Interessante. E ha scritto qualche articolo qualche giorno dopo, ha approfondito un po' la situazione, ha parlato con qualche collega? Essendo a Grosseto, anche se veniva scritto qualche cosa relativo alla vicenda Monte dei Paschi che non interessava proprio in prima battuta la provincia di Grosseto, si prendeva direttamente dal Corriere di Siena perché è lo stesso gruppo. Lei però era sempre una giornalista, si ricorda se ha ricevuto qualche ansia, cioè se cominciava a ricevere delle informazioni tipo sul cellulare, oltre a quella, ecco, di averla saputa che stava là, ecco. Le ho tutte seguite in seconda battuta e tutte per appunto agenzie che uscivano oppure articoli che venivano fatti dai giornali senesi e nazionali che naturalmente leggevo anche per lavoro tutti quanti, ecco. Ah, ho capito. Però ha avuto mai non- possibilità di accedere al vicolo, guardarlo da fuori, qualcosa del genere, oppure? In quella sera? Sì, quella sera, certo. No, C'era un cordone. il cordone era proprio sul lato Cioè, che non ci chiudeva, permetteva, diciamo, Via dei Rossi. Ah, ho chiudeva al negozio lì. Sì, proprio all'angolo che per Referniero chiudeva un cordone. Non si ricorda più niente particolarità, ambulanze, qualcosa che le può venire in mente, o magari se poi ce lo viene in mente ce lo può scrivere alla commissione? No, io non ho particolari, io mi ricordo questa tanta gente, questa grande confusione di aver visto, soprattutto di aver sentito in continuazione tutti quanti che dicevano questa cosa, si è buttato, si è ammazzato.
Però non potrei nemmeno dire con certezza chi ho incontrato o Non con chi scrisse ho un parlato. articolo del fatto che non era stata ascoltata, lo disse a qualcuno, Io l'ho detto a tutti. a tutti, cioè tipo? Cioè, nel senso, quando si parlava della vicenda di Davide Rossi, io ho sempre raccontato questa cosa, quindi ne ho Ma ai parlato. procuratori, perché lei faceva nera, però non la faceva forse a Siena, quindi non aveva possibilità. Io ero a Grosseto, sono Sì. stata a Grosseto fino al 2015, dal 2010 al 2015. E quando è tornata a Siena l'ha mai Quando detto- sono tornata a Siena, che ho collaborato a titolo gratuito per 2 anni con una televisione locale, sono tornata a seguire qualche cosa del caso Rossi, ho seguito soprattutto il processo alla moglie, a Davide Vecchi, però ecco, sì, ne ho parlato in quell'occasione, ne ho parlato anche... Però mai nessuno poi l'ha richiamata più. No, ma cioè non è... se ne parlo con chiunque di voi anche, non è che uno No, prende dicevo, e dice però va qualche in polizio- questura a dire cioè, l'ho raccontato come si racconta un capito. aneddoto. Va bene, grazie. C'è l'onorevole Cenni per una domanda molto breve. Sì, brevissimamente, intanto la ringrazio per essere qui. Lei ovviamente ci ha ricordato che conosceva bene Davide per averci anche collaborato professionalmente insieme. Le volevo chiedere 2 cose. La prima è appunto raccontandoci questo episodio che lei ha vissuto poche ore prima purtroppo che avvenisse quanto è avvenuto, cioè che idea si era fatta, cioè che cosa stesse cercando in quei comportamenti. La seconda cosa invece è dedicata diciamo un po' a quel periodo e le volevo chiedere se lei aveva avuto altre occasioni di confronto, magari uno scambio con Davide Rossi e quale idea si era fatta sul suo stato d'animo in quel periodo. Allora, io Davide lo conoscevo bene, però c'era sempre una specie di tacito accordo che quando ci si trovava si evitava di parlare di lavoro. Oltretutto lui, Contrada della Lupa, scusate, ma a Siena si lavora... Abbiamo capito che Ecco. Contrada Iodi, l'abbiamo capito. No, nel senso si ragiona per contrade. Lui, lupaiolo, io stavo proprio davanti alla Contrada della Lupa, quindi lui la frequentava la contrada, quindi spesso quando uscivo di casa, quando era a Siena, uscivo di casa, lo trovavo, però si parlava del suo Jack Russell, si parlava del Palio, Fantini, Cavalli, ma non si parlava di lavoro. Come non si parlava di lavoro, cioè non mi chiedeva niente del mio di lavori. Poi casomai se io mi dovevo rapportare con lui perché dovevo chiedere qualche cosa per il Monte dei Paschi, ci si telefonava a quello ufficiale, ma era una cosa che avevamo sempre fatto con David, anche quando lui era stato portavoce al comune e io lavoravo al Corriere di Siena in quel periodo. Quando ci si trovava fuori, anche perché noi ci si era conosciuti anche da ragazzi, veramente, avevamo 2 anni di differenza e quindi si tenevano abbastanza distinte le 2 cose. Io ero in classe con Antonella, sua moglie, sono cresciuta con Antonella e quindi avevamo 2 cose molto separate. No, non ho parlato quindi del suo stato mentale in quel momento. Avevo sì parlato con Davide, ma avevamo parlato come sempre, cioè non mi era mai sembrato che sfuggisse il parlare di cose frivole nei 2 mesi precedenti. Che cosa ho pensato quando l'ho visto in quell'occasione? Che cercasse qualcuno che forse non si voleva far trovare? Poi mi si dice che cercava probabilmente il fratello, da quello che ho capito, ma lì per lì l'idea con questa corsa e questo girare intorno alla stessa strada sembrava che cercasse di rincorrere qualcuno che non si faceva trovare, ma probabilmente era soltanto un disguido di appuntamento.
E questo mi era sembrato strano perché David era sempre molto compiso. Era forse la prima volta che lo vedevo correre, se non per sport, ecco. Per strada lui penso. Quindi mi aveva dato questa idea, sapendo qual era il periodo particolare, perché era logico, si conosceva. Ho pensato che lui dovesse incontrare qualcuno per parlare di quella situazione difficile che stava vivendo, un avvocato, qualche cosa del genere, una cosa così. Andavo a chiederlo appunto alla questura quello che poteva essere, non ero io, dovevo indagare. Grazie. L'onorevole Fornaro. No, la ringrazio. Sicuramente per colpa mia, ma io non ho capito qual è l'elemento di stranezza che lei ha rilevato. Cioè il fatto che corresse non essendo in tenuta da corsa, No, il fatto che lui, se ho capito bene, va in discesa, entra in un tratto laterale e poi torna su correndo. Cioè qual è l'elemento di stranezza? Allora, forse vedendo un po' la geografia si capisce meglio qual è la cosa strana. Lui percorre tutta la discesa. Ma la percorre camminando o correndo? La percorre a passo veloce. spedito. Con scarpe da ginnastica? No, vestito normale, vestito normalissimo. Allora, la percorre tutta, entra in questa specie di vicolino che unisce alla strada dove c'è la circolazione, perché quella Valerozzi è ZTL, l'altra invece ha libera circolazione, ed entra in questo vicolino che congiunge con via Piandovile. Poi riesce dal vicolino, torna su fino a metà correndo e torna nuovamente, si gira proprio e ritorna indietro a passo quasi a corsa, e imbocca nuovamente il vicolino. Poi prende e torna in sua corsa fino a dove ero io. Lei non ha pensato che fossero quelle che in gergo si chiamano ripetute? No, scusi, ma ora le ripetute vestito con il giaccone e tutto, no, nel senso che quello non era l'idea delle ripetute, ecco quello. No, potevano essere, capisco il tipo di abbigliamento, ma per scaricare tensione. No, lui è arrivato poi, la seconda volta è arrivato fino a noi e ha preso l'altro vicolo che va in discesa, che ci sono delle scalette e si vedeva che parlava. Quindi aveva un comportamento anomalo in buona sostanza. Estremamente anomalo, questo sì. Altrimenti non è che io vado in questura soltanto perché ho visto passeggiare David Rossi. Questo è del tutto evidente, non dicevo questo. La stranezza quindi sta in questo comportamento, ma soprattutto nel fatto che lui fa questi gesti non con abbigliamento sportivo, ma con abbigliamento normale. Certo. Se fosse stato in abbigliamento sportivo poteva ricordare una ripetuta. Insomma. Certo. L'ultima domanda. Sì, io volevo proprio questo, volevo aver descritto un po' meglio l'abbigliamento. Lei ha parlato di un giubbotto, giusto? Quindi un giubbotto aveva sopra. Allora, guardavo se qualcuno ce l'aveva. Lui aveva i pantaloni rossi forse. No. Lui aveva i pantaloni lui era sempre vestito molto bene, quindi i pantaloni erano eleganti, le scarpe erano normali, non è che aveva delle scarpe da ginnastica, questo me lo ricordo bene. Ricorda il colore delle scarpe? Tutto scuro, blu, il giaccone era un giaccone blu o grigio, come si dice, canna di fucile? Si dice così. E il giaccone era di quelli a 3/4 sopra il ginocchio, con il cappuccio che aveva calzato in testa. Perché pioveva, forse piovigginava, per quello l'aveva in testa? Pioveva. Ok. Non diluviava, ma pioveva, ecco, era uscito chiaramente senza ombrello e anche io ero uscita senza ombrello perché avevo cominciato proprio, avevo trovato indossava la cravatta? Cioè aveva la cravatta? Non lo posso dire perché il giaccone era chiuso. E aveva le mani in tasca,
un giaccone tipo quello senza la Onorevole pelliccia. La Carra. Ok. Sì, Tipo il sì. Senza la pelliccia però. Senza la pelliccia. E quindi era un abbigliamento, si vedeva che... Allora io ho pensato anche che era orario di lavoro, ma lui era fuori, per questo sicuramente, però era vestito da lavoro, ecco. Quindi aveva il vestito sotto probabilmente, poi il giubbotto Sì. appunto per uscire, giubbotto tutto chiuso, quindi comunque lei non poteva vedere. No, nessun infatti tipo non di ho visto nemmeno se per caso aveva l'auricolare, perché era tutto molto, molto chiuso. Ok, nel modo di lei di raccontare questo aneddoto, questa scena, a me ha fatto anche pensare quello che lei ha descritto, la condotta che lei ha descritto, anche alla ricerca magari di un luogo, di un numero civico. È possibile? A lei è venuta mai No. quest'idea? No, no, perché lui conosceva molto bene quella strada, era una strada, prima di tutto, cioè, la conosciamo, e poi quella della sua contrada. Io quando l'ho visto andare in giù in velocità la prima volta ho pensato che lui dovesse andare in contrada, perché sapevo che aveva anche un po' pensavo all'archivio, cioè all'archivio nel senso storico, quindi ho detto probabilmente c'è un incontro in contrada, per questo va di passo veloce in orario di lavoro, si vuole sbrigare. Dopo mi ha fatto strano quando l'ho visto che correva in su e in giù, che non andava in contrada, perché comunque lui non cercava un numero civico, non aveva necessità di guardarli i numeri civici. Ok. Qualcuno mi ha chiesto una cosa, ve la dico così: quella è la strada dove c'è successo il famoso omicidio, no? Della ballerina. La prostituta. Ecco, lui addirittura, così sgombro il campo a tutte le possibili domande, quando è andato in giù è passato, allora la casa di questa era sulla destra, lui è passato lungo il muro a sinistra, quindi proprio niente a che fare. Grazie. Mi pare che non ci sono altre domande e quindi noi ringraziamo la Bene. dottoressa Susanna Guarino. Questo ve lo lascio. Questo lo lascio come ricordo, lo alleghiamo agli atti della Commissione e quindi la ringraziamo davvero per la sua anche... No, e io il mio apporto è poco, il mio apporto è soltanto però è anche perché il c'è- dubbio di dire perché non mi hanno preso a verbale e quanti non ho... Ma credo che sia un comportamento esemplare, perché dimostra di un cittadino che di fronte a un evento si mette a disposizione dell'autorità perché si possano chiarire e dia il suo contributo. Poi non è stato fino in fondo apprezzato dagli inquirenti, ma sappia che è stato invece apprezzato da questa commissione e dalla Presidenza. Grazie tante e buona serata. Grazie a lei.